Il 53enne sfrattato è morto in un garage all'appartamento che ha dovuto lasciare di un attivista del centro sociale che si occupa di emergenza abitativa. Pronti a presentare un esposto, annuncia il sindaco di Treviso, Mario Conte. Scatta la difesa di Andrea Berta, non voleva sfrattare nessuno, dice l'avvocato Antonella Tocchetto che assiste l'attivista per la casa, ma la tempesta politica ormai è generale. Il legale di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, ha formalizzato in questura la denuncia per le minacce ricevute attraverso una busta con 3 proiettili inviata al suo studio Solidarietà da Gino Cecchettini. Con pale e piccozze causarono il terrore tra Veneto e Friuli. I carabinieri hanno arrestato il capo della banda specializzata nei colpi alle sale slot, il più grave a Silea. Un patteggiamento e un rito abbreviato per il terribile schianto a Gorgo al Monticano in cui morirono 2 ragazze, le famiglie in aula con le foto delle vittime sulle magliette. Martedì nel corso dell'assemblea di Confartigianato Marca Trevigiana il presidente Oscar Bernardi a sorpresa ha annunciato le dimissioni entro 6 mesi la nomina del suo successore. Il 42% dei trevigiani ha approfittato del Black Friday anche in previsione delle feste natalizie, ottimi riscontri secondo Federmoda. Rugby, sabato il Benetton in trasferta a Clermont per l'esordio in Coppa. Il tallonatore Crivi, che conosce bene gli avversari, parla di come affrontare la sfida e di cosa lascia la sconfitta a Edimburgo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la morte di Marco Magrin, il 53enne rinvenuto cadavere nei giorni scorsi in un garage di via Castagnole a Treviso. È un caso, una vicenda umana che diventa un vero e proprio caso politico perché l'appartamento dove viveva Magrin è di proprietà di un attivista di Django, il centro sociale che da tempo si batte per il diritto alla casa e all'emergenza abitativa. Una vicenda clamorosa, grave. Siamo pronti a presentare un esposto, dice il sindaco di Treviso, Mario Conte. Partiamo da qui. Credo che ci siano anche i parametri e le condizioni per un esposto e dopo qualcuno farà chiarezza su questa vicenda. Ci sono tanti aspetti da chiarire anche da un punto di vista del rispetto della norma, sia da un punto di vista della presenza di queste persone all'interno dell'appartamento, sia da un punto di vista dello sfratto, sia da un punto di vista della responsabilità del proprietario. Parla di Andrea Berta, il sindaco di Treviso Mario Conte, nelle ore in cui attorno all'attivista di Caminantes si è scatenata la tempesta perfetta. È di sua proprietà infatti l'appartamento dove il 53enne Marco Magrin viveva prima di essere trovato morto nel garage del condominio di via Castagnole, forse a causa del freddo. Berta, poco meno di una settimana fa, era stato protagonista del blitz in consiglio comunale con cui i centri sociali avevano posto il tema dell'emergenza abitativa e accusato Casugana di fare poco o nulla. Mentre protesta per garantire la casa a tutti, in quel frangente sostituisce le serrature di casa e sfratta questa persona facendola finire in un garage con il finale che ahimè tutti conosciamo. Una situazione davvero che intanto deve far riflettere tutti anche sul ruolo sociale che le associazioni hanno e le istituzioni hanno. Una persona che non era nemmeno iscritta al registro anagrafico del Comune di Treviso e coloro che fanno i paladini dei diritti dovrebbero prima guardarsi dentro, prima di andare a professare e a dare lezioni di moralità alle istituzioni, perché dopo quello che è successo non che ce ne fosse bisogno, ma la credibilità di Caminantes e Django è stata completamente distrutta. I colpevoli siete voi, vergognatevi, miserabili, scrivono nel pomeriggio gli attivisti di Django e Caminantes che sottolineano come Berta avesse messo a disposizione l'appartamento per progetti sociali e come lo stesso Magrin a un certo punto avesse rassicurato il proprietario di aver trovato un'alternativa, nascondendo il fatto di dormire nel garage. Gli attivisti rilanciano riportando dei messaggi che Magrin aveva inviato al sindaco Conte sulle sue pagine social. Uno risale alle festività dello scorso anno: questo Natale sarà bello per molti ma non per tutti, io sto al freddo e non so come mettermi in contatto con voi del municipio. E ancora, come posso stare in piedi mentre cado?
Verranno fatte le dovute verifiche e ognuno si prenderà le proprie responsabilità, ma mi chiedo il Comune se le sta prendendo le proprie responsabilità, perché è vero non ci sono soldi, ma è anche vero che chi ha procurato questi gravissimi tagli, soprattutto al sociale, è chi governa la nazione, per cui chi è dello stesso colore di questa amministrazione. Mario Conte, che è intervenuto pochissimi minuti fa via social sul suo profilo Facebook relativamente ai messaggi che avete visto e sentito riportati dal centro sociale Django. Questo Natale sarà bello per molti ma non per tutti. Io sto al freddo e non so come mettermi in contatto con voi del municipio. Uno appunto dei messaggi di Magrin sulla pagina social del sindaco che appunto risponde e parla di centri sociali in piena crisi di identità e credibilità, che in queste ore mi stanno attaccando con sciagurati riferimenti a commenti del signor Magrin a post sulle stelle di Natale di dicembre 2023, 51 settimane fa. Non voglio più entrare nel merito, non è giusto, soprattutto in questo momento, ma è bene riflettere su alcuni principi fondamentali. Primo fra tutti la coerenza. Insomma, si è scatenata davvero una tempesta perfetta, ma scatta anche la difesa di Andrea Berta. Non voleva sfrattare nessuno, scandisce a chiare lettere l'avvocato di Berta, Antonella Tocchetto, che assiste appunto l'attivista per la casa, ma il caso è politico e oltrepassa i confini della Marca trevigiana. Non c'era nessun contratto d'affitto, voglio essere molto chiara, né loro pagavano qualcosa, però purtroppo le bollette erano a carico della zia morta e quindi siccome loro non pagavano le utenze e neanche le spese condominiali erano tutte a carico di Berta, per cui Berta mi dice non voglio azioni legali assolutamente, cerchiamo di trovare un aiuto. È questo il mandato che Andrea Berta aveva dato al suo avvocato, la trevigiana Antonella Tocchetto. È l'aprile del 2024, Marco Magrin con la compagna è all'interno dell'appartamento di via Castagnoli che Berta poco tempo prima aveva ereditato dalla zia. Proprio l'anziana aveva accolto la coppia. I due quindi non pagano affitti né le bollette, entrambi non risultano nemmeno residenti. Quindi io mi sono attivata con gli assistenti sociali di Treviso che mi dicono che i due, la coppia, non era seguita dai servizi sociali, ma mi danno l'indicazione che la signora, che aveva dei problemi di salute, era seguita dall'ULSS 7 di Bassano. Inizia un carteggio e Tocchetto riesce a far inserire la donna con problemi di salute in una casa comunità, mentre l'uomo resta nell'appartamento. Per quello che riguarda Magrin, con Berta ci si attiva e Magrin dice guarda, a breve avrò un lavoro e sicuramente lascerò la casa, per cui datemi un po' di tempo, per cui senza alcun problema, quindi non c'è stata nessuna azione legale. Sapevamo che il signor Magrin si sarebbe arrangiato. Insomma, non sarebbe scattato formalmente nessuno sfratto. Resta da capire se a un certo punto Berta abbia cambiato la serratura dell'immobile. A me non risulta assolutamente niente, anzi Berta mi disse che entrò in casa, ha visto che non c'era nessuno, per cui lui si era tranquillizzato, non mi ha parlato di cambi di serratura, non mi ha detto nulla di tutto questo. Quanto al garage dove è stato rinvenuto il cadavere di Magrin, non sarebbe di proprietà di Berta, ma di un parente. Io ho avuto notizia della cosa dai giornali, come l'ho letta, ho comunque ricostruito che era una cosa che avevo seguito io, ho scritto a Berta per dire confermi, però lui non mi ha più risposto. Intanto il caso sta diventando nazionale, durissimo il senatore meloniano Raffaele Speranzon. Purtroppo i tipi dei centri sociali sono quelli che fanno i cortei per la casa e che occupano abusivamente le case degli altri, poi se è casa loro sfrattano chiunque, soprattutto se il malcapitato è pure italiano. Le parole di Speranzon, più morbido il capogruppo di Fratelli d'Italia Casugana che si rivolge al mondo degli attivisti. Tante volte cercare di trovare delle soluzioni piuttosto che solo contestarle magari può essere più costruttivo, comunque vedranno loro, adesso è un problema loro. È un problema loro, ripeto, cavalcare la polemica sarebbe facile adesso, però sarebbe anche irrispettoso nei confronti di un'ennesima vittima, insomma. Penso che questo potrebbe farci riflettere un po' di più tutti. L'avvocato Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta, ha formalizzato oggi in questura la denuncia per le minacce ricevute ieri attraverso una busta con 3 proiettili che gli è stata inviata nel suo studio di Padova. Lo sentiamo al telefono, è stato raggiunto da Valentina Visentin. Ho ricevuto attestati di vicinanza, condivisione e solidarietà.
da moltissimi, da molti colleghi, da istituzioni, e non posso ovviamente che compiacermi ed essere particolarmente grato a tutti per questo. Mi limito semplicemente ad auspicare che i toni si possano abbassare, si possano misurare, ecco, le parole, perché è un momento, una situazione particolarmente faticosa. Non sminuiscono la vicenda, ma cercano di abbassare i toni le parole dell'avvocato Caruso dopo le minacce ricevute. Il legale è stato in questura in queste ore per formalizzare la denuncia dopo aver ricevuto 3 proiettili. Le cartucce erano state spedite nella sede dello suo studio di Padova in una busta bianca regolarmente affrancata, avvolte da alcuni fogli senza scritte. Digos e squadra mobile sono intervenuti sul posto con la polizia scientifica per analizzare la busta e i proiettili alla ricerca di eventuali tracce. Grande la solidarietà ricevuta da Caruso, anche da Gino Cecchettin, con un post nel quale ha condannato ogni forma di intimidazione e violenza. La giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità. Atti come questi non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare la serietà del lavoro che stiamo portando avanti con la fondazione dedicata a Giulia, ha spiegato Gino Cecchettin. Ritengo che sia il modo migliore di far decantare una situazione così difficile, quello di essere tutti consapevoli che ognuno ha il proprio ruolo e che questo ruolo va rispettato fino in fondo. Ecco, questo ovviamente in un paese civile. Ho ricevuto ovviamente anche l'attestato di solidarietà, questo ci tengo a sottolinearlo, da parte dei colleghi delle parti civili, delle vittime, quindi la cosa mi ha particolarmente confortato e fa seguito, vorrei sottolineare anche a quell'occasione di distensione, a quel gesto di distensione che ho avuto personalmente con i familiari di Giulia Cecchettin nel corso dell'udienza del 3 dicembre. In passato, non appena incaricato della difesa di Turetta, Caruso aveva già ricevuto minacce, ma ora con l'invio dei proiettili il timore è concreto. L'attenzione è alta ed è stata disposta una misura di vigilanza per l'avvocato, decisa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato nelle scorse ore in prefettura a Padova. Il servizio di vigilanza è organizzato in 3 aree: l'abitazione del legale, il suo studio e l'istituto dell'Università di Padova, dove Caruso è professore ordinario di diritto penale. Con pale e piccozze seminarono il panico tra Veneto e Friuli. I carabinieri hanno arrestato il capo della banda specializzata nei colpi alle sale slot, uno degli episodi più cruenti a Silea. Abbiamo assicurato anche l'ultimo componente alla giustizia. Con il fermo di un 46enne rumeno si chiude così il cerchio sull'onda di rapine che aveva interessato alcune sale slot a nord-est l'estate scorsa, in particolare il doppio assalto avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 luglio ai danni di 2 locali, il Las Vegas di Silea nel Trevigiano e l'Admiral di Remanzacco in provincia di Udine, episodi violenti che avevano sconvolto personale e clienti. Sicuramente le modalità con cui hanno messo in pratica le 2 rapine sono modalità abbastanza virulente, abbastanza violente. Hanno utilizzato forconi, mazze, pale e anche con un'intenzione di acquisire pervicacemente il loro scopo, quello di appunto rubare i soldi. 3 componenti del comando erano stati individuati già pochi giorni dopo a seguito di un fermo da Urisina vicino a Trieste mentre stavano tentando di raggiungere la Croazia. Durante il controllo i carabinieri avevano rinvenuto nell'auto utilizzata dal gruppo 4.000 euro in contanti, indumenti corrispondenti a quelli immortalati dai sistemi di videosorveglianza durante le rapine e numerosi telefoni cellulari. Da lì le indagini sono proseguite serrate fino a individuare il capobanda braccato nella zona di Milano. Ora, sottolineano d'Allarma, tutti e 4 sono in stato di fermo. Il fermo nella prima circostanza era stato convalidato con la custodia in carcere, anche perché i soggetti si stavano allontanando dal territorio nazionale, sono stati presi proprio al confine con la Croazia. E il quarto soggetto, che è stato arrestato la settimana scorsa, è attualmente in carcere in attesa di interrogatorio.
La tragedia di Gorgo al Monticano era stata definita anche la strage delle ragazze, era il marzo dell'anno scorso, il marzo 2023, udienza in tribunale a Treviso, Gezim Cherosi, l'altro automobilista coinvolto nel terribile schianto, sarà giudicato in abbreviato mentre Michele Tatani ha chiesto il patteggiamento, le famiglie delle vittime presenti in aula. Le famiglie delle due giovani vittime e del ragazzo rimasto ferito gravemente sono arrivate in tribunale, addosso la maglia con la foto dei 3 giovani. Nel terribile schianto di Gorgo al Monticano, tra le lamiere contorte della BMW, hanno perso la vita Eralda Spaillari, 19 anni, Barbara Brotto, 17, ferito gravemente il 19enne Daniel Castelli. Nella maglia poche parole che racchiudono la disperazione delle famiglie, giustizia per questi ragazzi strappati alla vita in un istante. A parlare l'avvocato della famiglia di una delle vittime, Barbara Brotto. Noi abbiamo chiesto semplicemente che il giudice tenga conto di tutte le circostanze, stiamo parlando di un incidente dove sono morte due ragazze giovanissime e un terzo probabilmente ha la vita rovinata per sempre. E chiediamo che il giudice tenga conto del fatto che a seguito di questo fatto, a seguito di una condotta scriteriata da parte di due ragazzi appunto alla guida di auto anche potenti, una almeno, alla fine stiamo parlando di due ragazzi di 17 e di 19 anni che non ci sono più. Michele Tatani, il guidatore della BMW che trasportava le due vittime e il ragazzo ferito, ha chiesto ed ottenuto di patteggiare, mentre Gezim Cherosi, il 21enne accusato di aver provocato in concorso il terribile incidente stradale, sarà giudicato in rito abbreviato semplice. Secondo la procura il gravissimo schianto si sarebbe verificato a causa di un doppio sorpasso di una terza vettura che precedeva lungo via Sant'Antonino sia la BMW 420 guidata da Tatani sia la Polo condotta da Cherosi. A quel punto sarebbe venuto il contatto che ha fatto finire fuori strada l'auto di Tatani. Sulla strada sono rimaste le tracce evidenti della carrozzeria della Polo. La responsabilità del conducente della Golf, oltre alla velocità raggiunta dalla macchina, oltre i 120 km all'ora in un tratto viario in cui il limite è fissato a 50, sarebbe stata quella di aver iniziato la manovra senza controllare la direzione della vettura che lo seguiva attraverso lo specchietto retrovisore. Michele Tatani, anche lui a velocità, non si sarebbe invece accertato di cosa stesse facendo l'automobile di Cherosi. La prossima udienza è stata fissata per il 13 marzo 2025. Si è spenta nella sua casa di Treviso Loredana Bolzan, ex dipendente dell'ULSS trevigiana che nel 2009 venne coinvolta in una maxi truffa ai danni dell'azienda sanitaria. Se n'è andata la scorsa estate nella sua casa tra strada Ovest e viale Monfenera a Treviso, ma solo oggi si è avuto notizia della morte di Loredana Bolzan, l'ex impiegata amministrativa dell'allora ULSS 9, accusata di aver sottratto nell'arco di 10 anni dalle casse dell'azienda sanitaria oltre 4 milioni di euro. La Bolzan, che tra qualche settimana avrebbe compiuto 69 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L'ultimo saluto in forma strettamente privata alla presenza dei soli familiari. La vicenda giudiziaria di Loredana Bolzan iniziò nel febbraio 2009 quando venne arrestata dalla Guardia di Finanza, pochi mesi dopo essersi licenziata dall'ULSS 9. Le indagini portarono alla luce un ammanco di 4 milioni di euro che la Bolzan, secondo l'accusa, avrebbe dirottato sui conti correnti di amici e familiari. L'ex dipendente venne condannata a 11 anni in primo grado, pena poi ridotta in appello a 6. Una vicenda che travolse non solo l'azienda sanitaria ma l'intera città di Treviso e mai completamente dimenticata nemmeno a distanza di anni. In oltre 60 anni di attività nello stabilimento di Susegana non c'era mai stata un'intossicazione alimentare grave come quella avvenuta nei giorni scorsi alla mensa aziendale Electrolux, che sforna fino a 800 pasti al giorno. Tra lunedì sera e martedì 3 dicembre diversi lavoratori hanno avuto dissenteria e forti dolori intestinali dopo aver mangiato in mensa degli straccetti di vitello. Lo hanno denunciato le stesse RSU. Oggi sono arrivati in azienda i medici dell'ULSS 2, carabinieri del NAS e gli esperti Sodexo per la sicurezza alimentare. Nel frattempo sono aumentati i casi segnalati di sospetti intossicazioni che ora supererebbero, sempre secondo le informazioni che arrivano dalle RSU, le 60 persone, coinvolti anche lavoratori di ditte esterne, compreso qualche operatore della mensa. Sarebbero emersi inoltre casi di reazioni di tipo cutaneo, sempre collegate a questa intossicazione. Nei prossimi giorni saranno consegnati i risultati delle indagini svolte da
ULSS e Carabinieri. Sono stati verificati anche i distributori d'acqua automatici, così dunque all'Electrolux di Susegana. Il mondo economico della Marca è in subbuglio perché Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, ha dato le dimissioni, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ho svolto questo ruolo con impegno, passione e profonda dedizione. Lascio con un certo dispiacere perché ogni scelta importante è anche difficile, ma sono convinto che ci sia un momento per tutto. Questo è il momento giusto per lasciare spazio ad un nuovo percorso. Queste le dichiarazioni, affidate ad una nota stampa, del presidente di Confartigianato Imprese, Marca Trevigiana, Oscar Bernardi, dopo la decisione di rassegnare le dimissioni annunciate martedì durante l'assemblea dell'organizzazione. Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa e che di fatto ha dato il via all'iter per il rinnovo della carica di presidente. Sono stati anni intensi ma anche straordinariamente positivi in cui abbiamo lavorato con dedizione e spirito di squadra per affrontare sfide importanti senza precedenti. Abbiamo vissuto la ripresa post-Covid, affrontato l'incertezza dei costi delle materie prime e gestito le difficoltà legate alla carenza di forza lavoro rispetto alla domanda. Anni in cui il passaggio generazionale delle nostre imprese è diventato un tema centrale, dove investire nella formazione dei giovani anche in azienda è diventato prioritario. Tutto ciò a sottolineare, continua Bernardi, il momento storico che stiamo attraversando. Sono stati anche gli anni del PNRR e del bonus 110%. Anni in cui ci siamo assunti la responsabilità di prendere posizioni, talvolta andando contro scelte governative e altre volte appoggiandole con la volontà di creare dibattito e dialogo. Abbiamo assicurato alla nostra associazione, aggiunge ancora il Presidente, la centralità in molte discussioni e il confronto interno non è mai mancato. Abbiamo lavorato a costruire un'identità capace di dimostrare che il nostro territorio sa fare squadra e sistema, riuscendo a riacquistare, grazie al lavoro di tutti, un ruolo centrale anche a livello regionale. Entro massimo 6 mesi ci sarà la nomina del nuovo presidente. Nel frattempo la continuità associativa sarà garantita dal vicepresidente vicario Loris Bagliana, che a norma di statuto ne assume la rappresentanza. La crisi Benetton aumenti fino al 30% gli incentivi all'uscita volontaria concordati nei mesi scorsi, percorsi di ricollocazione a carico dell'azienda ed eventuali impieghi di 1 anno con un'agenzia di lavoro interinale. In sintesi, quanto previsto negli accordi sottoscritti tra Benetton Group e le organizzazioni sindacali riportati oggi nelle assemblee dei lavoratori. Fino al prossimo 28 febbraio inoltre sarà confermato il limite massimo di solidarietà individuale al 40%, cioè non più di 2 giorni la settimana. La nostra preoccupazione, rilevano i sindacati, resta rivolta ai lavoratori che rimarranno e che dovranno essere adeguatamente formati e ricollocati all'interno del nuovo progetto aziendale in cui sono previsti importanti tagli ai costi. Così dunque sul fronte Benetton. Rimaniamo in ambito economico perché a Castello di Godego c'è stata l'elezione all'unanimità del nuovo presidente del gruppo giovani di Confindustria Veneto Est, e questo a qualche giorno dall'elezione della nuova presidente Paola Carron. Tra i temi dell'assemblea del convegno la crisi europea, soprattutto quella legata all'automotive, ma ci racconta tutto da Castello di Godego Erika Limanna. Castello di Godego, Confindustria Veneto Est, oggi l'elezione del nuovo presidente che appunto presento, grazie per essere qui con noi, Luigi Gorza, 32 anni, neoeletto presidente. Quali le missioni per questo mandato di 4 anni, quali le prospettive? Beh, la nostra missione è semplice, è quella di creare una palestra dove i giovani imprenditori possono affrontare le sfide del futuro attraverso l'apprendimento da chi è più avanti di noi e attraverso la condivisione tra giovani. Varie tematiche verranno trattate, nel 2025 ci sarà la leadership e poi man mano verranno scelte di conseguenza da tutta la base associativa. Perché questo? Perché per noi è molto difficile prevedere il futuro e quindi per avere un ampio consenso vogliamo anche ogni anno chiedere alla base quali sono le tematiche più interessanti per loro e affrontarle. La tematica scelta verrà trattata tutto l'anno con una serie di eventi appositi. Giovani imprenditori, qual è il sentiment che si respira in Confindustria? Ma io vedo che c'è un sentimento positivo. I giovani hanno energia, sono ottimisti e vedono e cercano di vedere il futuro, anche se è molto difficile, con ottimismo. Insomma. Ci rendiamo conto delle difficoltà, sappiamo bene quali sono le sfide
però cerchiamo di vedere il lato positivo sempre. E quindi prospettive di ottimismo, con noi anche la neoletta presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carrona. A lei invece chiediamo un po' come sta l'industria veneta anche rispetto alle crisi europee e internazionali, soprattutto la crisi dell'automotive. Sì. Allora il Veneto ha registrato una contrazione del 2,6% nel terzo trimestre, che va ad aggiungersi anche una situazione negativa nei primi 6 mesi dell'anno. Ovviamente viviamo di riflesso una situazione difficile, molto legata anche alla situazione geopolitica, una situazione che viviamo tutti i giorni e che si riflette sicuramente sulla vita delle nostre imprese. A questo si aggiunge il tema automotive. È un tema che non possiamo considerare solo un tema tedesco, oggi è un tema che si riflette anche nelle nostre aziende. In Veneto un po' possiamo dire che le auto tedesche e francesi parlano veneto, perché la componentistica avviene proprio da molte aziende della nostra regione, quindi un problema legato all'automotive è un problema che diventerà anche legato proprio alla forza lavoro e anche a quella capacità che le nostre imprese venete hanno sempre dimostrato verso un export, che è sempre stato una forza per le nostre aziende. Così dunque a Castello di Godego. Torneremo sui temi dell'economia e non solo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di Black Friday, perché 4 trevigiani su 10 hanno approfittato del Black Friday. Lo shopping natalizio è iniziato, l'accensione degli alberi ha portato i cittadini ad affollare le città alla ricerca di primi regali, ma molti trevigiani hanno approfittato anche del periodo del Black Friday per cominciare a mettere via qualche presente. Il 42% ha deciso di comprare qualcosa, insomma il bilancio è buono e le prospettive sono ottime, a dirlo Federmoda Confcommercio. Il Black Friday è un evento ormai molto atteso, ha un forte impatto significativo sulle vendite, non solo di settori come l'elettronica e la telefonia, ma anche in modo particolare quest'anno nel settore dell'abbigliamento, della calzatura, degli articoli sportivi, degli accessori. Rispetto all'anno scorso gli acquisti con questa formula sono cresciuti di 2 punti percentuali, nonostante il caro vita pesi sul portafoglio e di sicuro avrà un effetto trainante in vista del Natale. Insomma il regalo sotto l'albero ci sarà, le previsioni rispetto allo scorso anno sono migliori. Noi a questo proposito stimiamo che la propensione dei consumatori è sempre più attratta dalla qualità anziché dal prezzo. Parliamo di un 61% contro il 39%, 1,6 volte, e anche che il negozio fisico è di gran lunga preferito dai consumatori proprio rispetto al negozio virtuale, 66% contro il 34%. Abbiamo anche notato un ritorno nelle città, nei piccoli centri e nei quartieri, poi aggiunge. È prevista una spesa di 207 euro e per i regali naturalmente di Natale, con un incremento dell'11,3% rispetto all'anno scorso, e questo vorrebbe dire che dopo 10 anni per la prima volta gli italiani dichiarano che i regali di Natale sono una spesa piacevole da affrontare. E se in passato il settore della moda aveva sofferto, la situazione ora piano piano sta migliorando. Insomma, vedremo i dati a consuntivo. Intanto è una settimana decisiva per il rinnovo dei direttivi degli 11 consorzi di bonifica del Veneto, elezioni più sentite rispetto al passato, battaglie aperte in particolare per il consorzio Piave, il più importante della regione, come ci spiega Lucio Zanato. Terza lista ci sono delle persone sicuramente anche interessate al mondo agricolo, ma vediamo degli interessi che non sono molto trasparenti.
Non fa tanti giri di parole il presidente di Coldiretti Treviso sul fronte rinnovo dei vertici al Consorzio di Bonifica Piave, per inciso il più grande del Veneto. Nel mirino non tanto la lista delle altre due associazioni degli agricoltori, CIA e Confagricoltura, ma Acqua di Marca, nata da quelli che sono già stati definiti i ribelli del Piave. Tra loro consiglieri in carica ed ex vicepresidenti dell'epoca romano, critici sull'operato dell'attuale presidente Amedeo Gerolimetto, che invece Polegato difende così. Questa gestione è stata fatta in maniera molto oculata in questi anni, con tutte le difficoltà del caso, perché insomma veniamo da anni difficili, l'abbiamo visto con il Covid, l'abbiamo visto col 22 con una grande siccità, l'abbiamo visto dal 23-24 invece con problemi inverso, con situazioni difficili da gestire per le bombe d'acqua che abbiamo visto, però il Consorzio è sempre stato attento e ha sempre monitorato e ha dato delle risposte importanti. Sotto accusa dalla terza lista l'assenza del Consorzio Piave nella conta dei beneficiari per i contributi del PNRR. Anche qui il presidente di Coldiretti controbatte. Non è solo il Piave che non ha avuto i soldi, ma gran parte dei consorzi di bonifica. Però abbiamo un impegno che stiamo portando avanti con la Regione, con l'assessore Caner, perché arrivino almeno una parte di quei fondi, si parla di oltre 20 milioni di euro, che sembrano ormai addirittura d'arrivo. Politica che secondo Polegato sarà chiamata in causa per il grande progetto incompiuto del Piave, ovvero lo sfruttamento delle cave dismesse come bacini di laminazione, serbatoi di riserva idrica e a difesa dalle inondazioni. La politica si metta a disposizione per far ragionare i proprietari di queste cave che non avendo un utilizzo oggi sensato potrebbero veramente fare un'opera chiaramente compensata da altre cose, ma che possa essere un'opera appunto ingegneristica tale che metta in sicurezza nei nostri paesi. Anche il presidente Polegato è convinto che queste elezioni saranno più sentite dai cittadini, oltre che dagli agricoltori, soprattutto nelle zone colpite dalle recenti inondazioni e in collina dalla siccità. Il cittadino in questa fase sicuramente sarà una voce importante che mi auguro sia di supporto alla buona gestione che c'è stata in questi anni, ripeto, perché nonostante quello che dicono gli altri non si poteva fare di meglio con tutte le difficoltà che ci sono state, e lo sa benissimo anche chi capeggia la terza lista, che è stato lì per 20 anni e che sicuramente pensa che quel consorzio magari possa essere in qualche maniera di sua proprietà. Non lo è, perché comunque dobbiamo pensare che è di tutti e per il bene di tutti va gestito con questo spirito. Non si possono avere interessi personali in un contesto così, diciamo, sociale. Una delegazione di sindaci della Marca ha fatto visita al 51esimo stormo di Strano, un incontro che ha l'obiettivo di incrementare la sinergia tra l'aeronautica militare e il territorio e rinsaldare gli ottimi legami che da sempre caratterizzano la presenza degli uomini e delle donne dell'Arma Azzurra nel territorio trevigiano. La visita ha rappresentato un momento di confronto e di reciproco aggiornamento tra le amministrazioni locali e lo stormo, un'occasione che ha permesso di mostrare le attività fondamentali del reparto, la cui missione principale è quella di garantire la sorveglianza dello spazio aereo nazionale e della NATO. E a proposito, si è conclusa oggi l'esercitazione internazionale alla CIMIC di Motta di Livenza per testare la risposta del comando multinazionale in caso di un attacco a un paese NATO. Addestrarsi ci prepara a ogni situazione contingente e ci prepara a rispondere al meglio a qualsiasi task ci venga dato, a qualsiasi compito ci venga dato, sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista della NATO. Addestrarsi unito a tutta la parte che stiamo sviluppando di nuove tecnologie e di conoscenza delle nuove tecnologie ci permette di rispondere in maniera eccellente a ogni compito che ci viene richiesto. Scenari internazionali tesi, conflitti alle porte dell'Alleanza Atlantica rendono sempre più strategiche esercitazioni come quella denominata Adaptive Interaction 2024, che si è conclusa in queste ore alla caserma Mario Fiore di Motta di Livenza, sede del Multinational CIMIC Group, e presso la base logistico-addestrativa Villaggio Tempeste di Corvara in Badia. Obiettivo dell'attività testare e valutare la capacità di risposta dello staff del comando multinazionale e delle unità del battaglione CIMIC impiegate a supporto della NATO nel caso di un attacco ad un paese dell'alleanza. Ci permette di generarci una polizza di assicurazione che ci dà la facoltà di rispondere in maniera pronta, precisa e puntuale a quelle che sono le crisi che ci si prospettano.
Un'esercitazione unica nel panorama dell'Alleanza Atlantica, alla quale hanno partecipato circa 200 operatori SIMIC provenienti da 14 diversi paesi e rappresentanti di vari comandi della NATO. L'attività si è svolta in uno scenario virtuale aderente per complessità e tipologia ai contesti operativi in cui l'Alleanza potrebbe essere chiamata a intervenire, finalizzati ad agevolare il coordinamento e la cooperazione tra la componente militare e le organizzazioni civili presenti sul territorio. Lo facciamo sia da un punto di vista concettuale, preparandoci allo sviluppo di una risposta alle crisi che ci possono essere prospettate da un punto di vista nazionale della difesa, ma anche dell'Alleanza Atlantica, della NATO in generale. Lo facciamo anche sul campo perché i nostri operatori hanno bisogno di sviluppare quelle tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione che servono per interagire con la popolazione civile. Lo sport, il rugby, sabato il Benetton in trasferta a Clermont per l'esordio in Coppa con il tallonatore Augustin Crivi che conosce bene gli avversari e parla di come affrontare la sfida e di cosa lascia la sconfitta a Edimburgo. Dal campionato alla Champions Cup, il rientro contro Edimburgo dopo un mese di stop per gli impegni delle nazionali, finito 50-33 per gli scozzesi, impone al Benetton una riflessione sulla partita per arrivare al meglio sabato contro i francesi del Clermont. Un cattivo primo tempo, una reazione significativa nel secondo, con più rabbia, più voglia di stare in campo. Probably it's hard to speak when I didn't start the game, but I think the difference between the first half and the second half was 35 points in the first half was too much for to try to win the game in the second half. But I think the reaction was good, the reaction of the team was good, and we understand that we can make it. If we start the game like we finish, I think we have a serious opportunities to be in the top. Il mio compito, dice il tallonatore argentino, è anche quello di trasmettere fiducia. Siamo in grado di giocarcela contro tutti, anche contro le corazzate europee, club storici e organizzati come il Clermont, dove Crevi ha fatto un'esperienza che metterà ora al servizio dei biancoverdi. Clermont is a really strong team, and in their house also a little more. If for that we need to be prepared, we need to anticipate, we need to be with the mindset really high. We need to give the 100% every ball. If not, it's going to be difficult. Sarà bello giocare contro gli amici che ho a Clermont, conclude Crevi. Conosciamo bene il valore della sfida che abbiamo davanti. I think we are ready. We know the challenge that we have in front, and we need to believe in us and go there and win the game. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano il declassamento della protezione del lupo, primo mattoncino importantissimo per la montagna. Questo è il commento della vicepresidente della provincia di Belluno, Silvia Calligaro, delegata all'agricoltura, in merito alla ratifica da parte del Comitato Permanente della Convenzione di Berna del declassamento del lupo da specie strettamente protetta a specie protetta. Ora, ha aggiunto Calligaro, il Parlamento europeo acceleri così da aggiornare le normative comunitarie e dare ai Paesi membri strumenti in grado di far convivere lupo e attività agricole che in montagna significano lavoro, economia, difesa del suolo, presidio del territorio e turismo. La cronaca sindacale, salvare i posti di lavoro per tutelare il lavoro e le persone, anche attraverso la riqualificazione e la formazione. È davvero incoraggiante il primissimo risultato ottenuto alla Edim di Quero, lo ha detto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, in merito alla crisi dello stabilimento del gruppo Bosch a Sette Ville, dove la proprietà aziendale aveva annunciato chiusura ed esuberi in blocco qualche settimana fa e dove ieri è stato raggiunto un primo accordo con le RSU e le sigle sindacali che scongiura i licenziamenti, attiva la cassa integrazione, prevede incentivi e scivoli in uscita su base volontaria, oltre a supporti di riqualificazione e ricollocamento per i lavoratori. Questa dunque la soddisfazione da parte del presidente della provincia di Belluno. Adesso andiamo a Palazzo Rosso, sede del comune di Belluno, per il conferimento della cittadinanza onoraria al soccorso alpino.
Cittadinanza onoraria conferita al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, un riconoscimento che il Consiglio Comunale di Belluno ha voluto tributare all'unanimità a questi volontari che non esitano nel rischiare la propria vita per soccorrere quella altrui. Un grazie veramente al Soccorso Alpino, a tutto quello che fanno, e noi come Belluno siamo orgogliosi di donare questa cittadinanza onoraria. Il riconoscimento arriva nel 70° dalla creazione del corpo, che ebbe a nascere il 12 dicembre 1954 e già allora delle prime 26 sezioni 9 erano bellunesi, di cui una nel capoluogo, diventate oggi 14. I bellunesi impegnati in questa forma di volontariato sono 500 e a loro sono affidati oltre 1200 interventi all'anno. Un corpo insignito di 3 medaglie d'oro al valor civile, ma particolarmente orgoglioso per questo nuovo riconoscimento. Il fatto di avere questa attribuzione a livello locale non può che commuovere l'organizzazione e in qualche modo fa comprendere come le istituzioni, che talvolta vengono viste lontane, in realtà tendono sempre più a avvicinarsi a corpi sociali intermedi, come di fatto è la nostra organizzazione. È un significato grandissimo, ci riempie il cuore di orgoglio e soprattutto un riconoscimento a tutti i nostri volontari, ma anche alle famiglie che stanno dietro di noi, che ci permettono di fare questa attività. In occasione dell'attribuzione formale, che avrà luogo sabato in sala consiliare, è stata allestita una esercitazione pubblica nel pomeriggio in Piazza Duomo, in modo che la cittadinanza possa toccare con mano quanta dedizione e quanta preparazione ci sia in questi uomini che in Veneto dedicano alla loro preparazione qualcosa come 140.000 ore all'anno. Da Belluno a Feltre per parlare delle iniziative collegate al Natale. Un Natale di luci, colori e spettacoli per rendere Feltre attrattiva per residenti e turisti è quello che il Comune, con Feltre nel cuore e le associazioni dei commercianti, si propone per il 2024. Abbiamo una linea comune nel pensare allo sviluppo della città, quindi tutto questo lavoro secondo me ha portato a dei frutti importanti e dei risultati che spero verranno apprezzati da tutti i cittadini. Le luminarie che vediamo fotografate da Giuseppe Dalia sono state accese domenica scorsa e già domenica prossima è organizzato un evento al Casel di Celarda e poi il 15 uno a Bellai e il 22 a Mugnai, con poi un fitto programma fatto di giocoleria, bolle, casette, clown, Krampus, bandieratori e molto altro ogni sabato e domenica nel centro storico fino al giorno della vigilia. Vogliamo dare, con questo messaggio e con questo Natale, vogliamo dare la serenità di passeggiare nelle nostre piazze con le luci accese del Natale e rifluire delle passeggiate. Mi immagino già le famiglie con i bambini che arrivano con il clima festoso delle feste di Natale. Ed è tutto anche per questa edizione, sia da Treviso che da Belluno. Vi lascio alle previsioni del tempo subito dopo la sigla. Buona serata.